Commissario, oggi un interessante incontro per le imprese agrigentine che vogliono avviare un percorso di internalizzazione delle proprie imprese attraverso l'esportazione. Insomma, sono a disposizione qui i tecnici, i dipendenti, i consulenti dell'assessorato alle attività produttive a loro disposizione. Sì, oggi assistiamo a un evento importantissimo anche perché le imprese agrigentine hanno bisogno anche di queste iniziative per fare in modo di modernizzarsi in maniera da affrontare i mercati italiani ed esteri. Quindi ci daranno dei consigli e dei suggerimenti e la cosa importante è che restano a disposizione in futuro per eventuali consigli, eventuale assistenza tecnica per le nostre imprese. La Camera di Commercio, come sempre, farà da punto di riferimento per questi tipi di incontri e per quanto serve alle nostre imprese, in maniera di dare un servizio completo alle nostre attività produttive per far decollare finalmente questa nostra provincia. Oggi qui ad Agrigento per questa roadshow sulla internalizzazione delle imprese. Ecco, che tipo di consigli darete e quanto è importante per le aziende anche agrigentine avviare questo nuovo percorso, anche se è un po' difficile e complicato? Ma io credo che per le imprese agrigentine l'incontro di oggi e il lavoro fatto in sinergia con la Camera di Commercio, Ufficio Sprint che rappresento, Assessorato regionale delle attività produttive della regione siciliana e le presenze degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione, quali SACE, ICE e Simest, oggi presenti appunto al meeting che stiamo ponendo in essere, sia davvero fondamentale. E sia fondamentale perché oggi la crescente richiesta dei prodotti e delle aziende siciliane ci rende veramente protagonisti in tanti mercati e credo fortemente che ci siano tutte le possibilità, tutte le capacità e che quindi bisogna mettere in campo le giuste strategie per continuare a conquistare nuovi bacini di utenza e nuovi mercati. Quali consigli dare a un'azienda che si vuole iniziare a questo percorso? Ma innanzitutto il consiglio che possiamo dare è quello di contattare i nostri uffici alla mail sprint@regione.sicilia.it. Dopo di ciò è quella di incominciare un percorso di studio per poi passare ad un piano di attività, capendo quali sono e ci sono i molti strumenti che mettiamo a disposizione per poter rafforzare quel percorso che poi porta ad essere principali o interlocutori dei mercati esteri. Ecco, credo che oggi poi c'è un altro consiglio, cioè quello di avere dei prodotti assolutamente d'eccellenza, di coniugare la nostra imbattibile tradizione con la nostra geniale spesso innovazione, e questo è certamente il migliore consiglio, unito alla resilienza di un territorio che, non ci nascondiamo, io oggi sono venuto da Palermo e molte interruzioni sulla strada e si sta lavorando, che ha certamente degli svantaggi strutturali ma che ha veramente un'enorme e straordinaria funzione caratteristica, che è quella della particolarità e della peculiarità con cui ogni cosa facciamo e che quindi anche con cui costruiamo aziende e prodotti.